Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Rigamonti Ceppi va in scena la 22esima giornata, il recupero delle gare saltate nella pausa di gennaio per il Covid tra Calcio Lecco e Giana Erminio. Due squadre che attraversano un diverso momento di forma. La squadra di Luciano De Paola rincorre il quinto posto, Giana Erminio penultima che vuole rincorrere una difficile salvezza. Dunque anche l'atteggiamento nei primi minuti è diverso tra le due formazioni. Il Lecco che deve fare a meno di diversi giocatori, così come del resto la squadra di Contini. Decimo, Lecco in avanti, Zeliak, lo scambio con Kraja che si accentra, prova a far partire il sinistro. Palla fuori. C'è anche una deviazione. Sarà calcio d'angolo. E allora dalla corner va lo stesso Kraja. Un colpo di testa e poi arriva la conclusione di Capoferri. Sbilenca con il mancino. Senza grandi velleità qui il terzino sinistro di De Paola. 15esimo, il Lecco insiste, si affida molto ai tiri da fuori. Ganz non è proprio la sua specialità, lui che vive nel cuore dell'area. Il destro prende un giro interno interessante, come soluzione quella di Simone Ganz in rete a 6 partite consecutive. Zeliak, cross dalla destra al 20esimo, colpo di testa a liberare, poi Kraja, la palla rimbalza più volte ma non può impensierire Zanellati. Lecco però continua a calciare verso la porta della Giana Erminio. 24esimo, proprio Kraja che si accentra, lascia partire il destro deviato una prima volta, poi lotta proprio lui, cerca di venire in contropiede e di uscire la Giana Erminio. Palla che però finisce fuori. Calcio di punizione, il cross dentro, Ganz di testa. Ci prova sempre il numero 9 blu celeste. Coi tempi giusti, la palla però finisce a lato, a incrociare. Transizione del Lecco, Nepi per Ganz. Poi Buso. Prova ad accentrarsi, Buso ha lo spazio per il tiro, che si abbassa all'ultimo. Soluzione molto interessante quella del 99 in maglia blu celeste, in grande forma sino a oggi. Kraja batte male, corto al 40esimo, un rimbalzo, poi ancora il Lecco chiuso al momento del tiro. Masini, sempre Buso però. Allora Buso, cross sul secondo palo, Ganz di testa, la deviazione di Magri per il vantaggio del Lecco. Al 40esimo, verso la fine del primo tempo, la sblocca il Lecco, sempre Ganz al posto giusto, al momento giusto, qui con un pizzico anche di fortuna perché Magri va a deviarla nella propria porta. Esulta Simone Ganz sotto la tribuna del Lecco. Gol importante, lo rivediamo. Buso, bello il traversone sul secondo palo, forte teso, Ganz salta e va a colpire in primis Magri che la butta inavvertitamente nella propria porta per il vantaggio del Lecco sul finire del tempo. 44esimo, c'è spazio ancora per la conclusione di tentativo di Masini e poi eccola la conclusione di Kraja. Parata, sarà proprio su questo tiro che si spegnerà il primo tempo. Il Lecco al riposo in vantaggio 1-0. 51esimo, Perico, cross morbido, tentativo di colpo di testa, poi da terra ci prova senza trovare perna alla porta. Una buona Giana nella ripresa. Calcio di punizione di Buso, non lontano dalla porta alla sinistra di Zanellati. Si
Si fa vedere ancora il Lecco da calcio piazzato, ma è Giana nell'inizio ripresa. Perico dentro, la conclusione, la prima e poi la seconda di Corti, ed è bravissimo Pissardo che salva il risultato. Strepitoso Pissardo 2 volte su Corti, prima la stoppa, la conclusione Pissardo le spinge con i guantoni, poi sul tap-in col mancino fa scudo con il corpo, con la gamba Pissardo. Prova a uscire il Lecco, qui ingenuità però di Capoferri, allora dentro il pallone, la conclusione di Palazzolo, entrato dalla panchina che esce di un non nulla. Grande chance per la Giana, 62esimo, che continua ad attaccare. Cross di Palazzolo dalla sinistra, tentativo di colpo di testa, parato da Pissardo. Poi ancora il Lecco dall'altra parte, Buso prova il tiro accentrandosi senza troppe velleità al 74esimo. Minuto 75. Ancora la Giana davanti con Corti, entrato dalla panchina, apre a sinistra, traversone, tentativo di colpo di testa. Pissardo qui non si fida, ancora Palazzolo è andato a staccare, la devia in calcio d'angolo. 79esimo, Ganz apre a destra per Vasic, che ha un po' di campo davanti a sé, ci pensa e poi lascia partire un destro violento che però finisce lontano, anche se non di molto, dai pali di Zanellati. (82esimo). Lecco chiude meglio perché la Giana è un po' stanca nel finale. La conclusione di Nesta, la parata di Zanellati, ancora una conclusione dalla distanza per il Lecco. 95esimo, ultima chance, il Lecco che chiude bene nella propria metà campo in questi 5 minuti di recupero la Gian Erminio, e finisce così con il fischio di Bordin di Bassano del Grappa. Lecco batte Gian Erminio 1-0 e prosegue la sua corsa in ottica playoff.